Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 12:30 con l'informazione su Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia in prima linea con le altre regioni italiane per sollecitare l'Unione Europea a trovare soluzioni per la distribuzione di ulteriori dosi di vaccino anti-Covid. Intanto la situazione in regione è in peggioramento, mentre un terzo delle persone che avevano prenotato l'appuntamento vaccinale ha dato disdetta. Il Friuli Venezia Giulia è a fianco delle altre regioni italiane per sollecitare l'Europa a rifornire di dosi di vaccino anti-Covid l'intero paese. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, sottolinea che i vaccini sono l'unica arma per sconfiggere il virus. Noi stiamo lavorando come conferenza delle regioni ovviamente per fare pressioni all'Unione Europea attraverso il governo italiano. Allo stato attuale le aziende farmaceutiche, anche una strada che noi abbiamo cercato di percorrere nei limiti del possibile, però noi con chiarezza che le dosi vengono vendute ai governi nazionali. Quindi le regioni non possono fare un approvvigionamento autonomo. Noi dovevamo organizzare la campagna vaccinale, anzi, doveva organizzarla il commissariamento precedente, ma non l'ha fatto, però, e l'abbiamo fatto. L'unica cosa che dovevano fare l'Unione Europea e quindi anche il governo nazionale è fornirci le dosi. Allo stato attuale purtroppo non sono sufficienti. Noi abbiamo un esercito schierato e però a questo esercito bisogna dargli munizioni, altrimenti la battaglia si perde. Intanto la situazione contagi è in peggioramento. Speriamo di ridurre la pressione ospedaliera, che è importante, il contagio continua a correre e quindi dobbiamo cercare di contenerlo. Preoccupa anche il fatto che ci sono state diverse disdette sulle prenotazioni per la vaccinazione, un terzo. Questa è l'altra faccia della pandemia, la comunicazione ci ha invaso, spesso anche dicendo delle cose che non andavano dette, ma non perché non si dovevano dire, ma perché sostanzialmente non corrispondevano alla realtà. E quindi è evidente che questa contrapposizione porta anche alla preoccupazione delle persone che in certe situazioni non si fidano e di conseguenza producono questi effetti. Questi sono numeri importanti, io mi auguro che col passare dei giorni queste cose trovino un riequilibrio. Ed è slittato a questa mattina l'invio delle dosi di AstraZeneca in Italia. L'arrivo di 134.000 dosi del vaccino, previsto giovedì scorso e annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi. Con la ripartenza delle somministrazioni del vaccino di Oxford, il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145.000 dosi ancora previste per quel giorno. Saranno recapitate in tutto 79.000 dosi. Fonti commissariali precisano che non ci sarà un impatto vaccinale con AstraZeneca e che le regioni stanno progressivamente riassorbendo il gap dovuto alla sospensione. Questo pomeriggio è invece previsto l'arrivo di un nuovo carico di Moderna e sempre oggi alle 16:30 riprenderanno le vaccinazioni all'ospedale civile di Udine. 20 ieri in Friuli Venezia Giulia le persone morte con Covid. Su 7.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 593 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,92% e su 4.434 test rapidi antigenici effettuati sono emersi 317 casi, il 7,15%. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 77, mentre quelli in altri reparti sono 547. Le persone in isolamento sono in tutto 15.239. L'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Zonin, è stato condannato in primo grado a 6 anni nel processo per il crack dell'istituto. Puschiasis di consumatori attivi, coinvolti nella vicenda 110.000 risparmiatori. Adesso avanti con i risarcimenti. Gianni Zonin è stato condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi per il crack della Popolare di Vicenza. I PM avevano chiesto 10 anni per l'ex presidente della banca. È comunque la più alta condanna tra le 4 inflitte. Il collegio, presieduto dal giudice Deborah De Stefano, ha letto poco dopo le 16 la sentenza a carico degli ex vertici dell'istituto al termine della Camera di Consiglio, iniziata alle 14 di ieri. Oltre a Zonin sono stati condannati a 6 anni e 3 mesi l'ex vice direttore generale Emanuele Giustini e rispettivamente a 6 e 5 anni i suoi 2 vice, Paolo Marin e Andrea Piazzetta. Assolti invece, perché il fatto non sussiste, l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto e il manager Massimiliano Pellegrini. È stata disposta la confisca di 963 milioni di euro. Registriamo 2 dati importantissimi: la condanna degli imputati
e il riconoscimento alle parti civili, quindi ai risparmiatori traditi, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per aver perduto i propri soldi, lo ricordiamo ancora, in azioni e obbligazioni subordinate della Banca Popolare Iberica. Quindi questi due dati importantissimi ci devono servire per continuare la battaglia sul Fondo Indennizzo Risparmiatori e devono portare il Ministero e la stessa Consap a velocizzare la procedura per erogare gli indennizi e ad alzare la percentuale di risarcimento che viene riconosciuta ai risparmiatori. Ribadiamo ancora una volta, non può essere che si continui a chiedere ai risparmiatori in ogni procedura che essi fanno di dimostrare di aver subito delle violazioni ai loro diritti e per questo di aver perduto i soldi. Ormai anche la sentenza di oggi del Tribunale di Vicenza accerta che sono stati compiuti dei reati gravi che hanno coinvolto 110.000 risparmiatori e questo deve bastare in ogni sede, in ogni luogo per poter ottenere il risarcimento dei danni e quindi per poter recuperare i soldi perduti. Durante la trasmissione di Davide Vicedomini Screenshot, ieri il presidente del Consiglio FVG, Piero Mario Zanin, ha annunciato l'istituzione venerdì prossimo alle 15 di un tavolo permanente che lavorerà fino all'autunno sul recovery plan. Ha poi rivolto un appello ai politici della nostra regione affinché moderino i termini dello scontro sul Covid. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, proprio la situazione credo di difficoltà che stiamo vivendo in termini di contagio e anche di decessi sta alzando un po' il livello dello scontro. Secondo me è un errore. Quando c'è un problema bisogna mettersi tutti insieme per risolvere il problema e dare sicurezza alla gente. Alcuni mesi fa, in maniera unanime, su mia proposta, siamo riusciti a votare una mozione nella quale abbiamo proprio definito un tavolo di lavoro per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, ritenendo la terza dopo quella del secondo dopoguerra, dopo quella del terremoto, cioè immaginare una visione, quindi definire qual è la regione Friuli Venezia Giulia che vogliamo per i prossimi 20-30 anni, in modo che poi rispetto a questa visione tutte le risorse finanziarie che arrivano, non solo il Recovery Fund, ma la programmazione europea, i fondi di coesione statali, i fondi stessi regionali, siano parte di un mosaico unico, tessere di un mosaico unico. E su questo chiaramente il lavoro di preparazione di questo tavolo mi ha visto impegnato nelle scorse settimane. Venerdì alle ore 15, il 26 marzo, istituiremo il tavolo che è composto dalle forze politiche, quindi dai capigruppo e dai presidenti delle commissioni consigliari. Il tavolo lavorerà, credo, fino all'autunno. Protesta questa mattina a Udine Est per il progetto di un centro di raccolta rifiuti. I cittadini chiedono di annullare l'opera e hanno raccolto finora 600 firme. Sentiamo le interviste. A Udine Est dovrebbe nascere un centro di raccolta rifiuti. Stefano Salmè, perché contro? Guardi, io ho firmato contro il centro rifiuti che doveva sorgere in Viale Forze Armate dando una mano alla raccolta di San Gottardo. Dopodiché 880 firme hanno bloccato la realizzazione in Viale Forze Armate. A Irizzi, dove si parlava di una ecopiazzola anche a Irizzi, sono bastate 2 dichiarazioni della dottoressa Francesca Savoia e del presidente di quartiere, e allora il comune che cosa pensa? Di scaricare il problema soltanto sul quartiere di Giusto perché è un quartiere popolare. Questo è razzismo sociale e noi questa discriminazione non la vogliamo subire. Nasce in un territorio verde dove ci sono anche gli orti? Guardi, siamo su una pista ciclabile. Questa è una pista ciclabile molto frequentata. Questo terreno dove dovrebbe sorgere il centro rifiuti è un'area verde comunale alle spalle di abitazioni, dei condomini, del campo di calcio dei Pulcini e San Gottardo, del campo di rugby. Io penso che veramente, oltretutto al di là della sbarra, siamo in un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico, una vera e propria follia. Ecco, qualcuno ci abita qua e queste signore ci abitano e lei non vuole avere questo centro di raccolta rifiuti. Sì, io vivo qua da 25 anni, assolutamente non vogliamo nessun centro raccolta né qua né in città, perché diciamolo, questo è un bene comune, questa parte verde dove tantissima gente viene qua a giocare, a passeggiare, a camminare, ore e ore e ore. Io lo conosco da una vita, è sempre bene, sempre meglio perché è un posto sano. Noi vogliamo una città sana. Perché no? Da mamma dico preserviamo questa zona, cerchiamo di essere ecologici e insegniamo ai nostri bambini a preservare l'ambiente
perché come potete guardare bene intorno, qui vengono i ragazzini a giocare, come è già stato detto, ci sono i campi, la gente viene a correre, vengono a passeggiare con i cani, c'è sì la possibilità e siamo convinti che il Comune di Udine sarà in grado di trovare altre soluzioni. Implementiamo magari già le realtà preesistenti, quindi Udine Nord, Udine Sud, e ci si mette intorno a un tavolo, questo lo faranno i politici e noi ci affidiamo e saranno sicuramente in grado di trovare la soluzione giusta. Ricordiamoci dei bambini, preserviamo la natura, curiamo la natura, grazie. Dico, no, noi siamo anche un posto multietnico, ci vogliamo bene, lo più importante, vogliamo bene il nostro quartiere e per quello diciamo no. A Udine sono tornati i vandali dei cassonetti. Per la seconda volta in pochi mesi nella zona tra via Afro e via Divisione Garibaldi Osoppo i vigili del fuoco del comando centrale di via Popone sono stati chiamati per un intervento. È accaduto intorno all'1:30 di questa notte per l'incendio di diversi cassonetti che sono stati dati alle fiamme in maniera dolosa da persone al momento ancora ignote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine e procedono per le indagini i militari dell'arma della stazione di Udine Est, comandata dal luogotenente Gianluca Mondì. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo che ha interessato in tutto 11 contenitori dei rifiuti e il loro contenuto. È stata brevettata e certificata in Friuli una cover igienica rivoluzionaria per i telecomandi delle TV. Ideata in epoca pre-Covid, risulta molto utile in questi tempi di emergenza sanitaria. Garantisce a chi impugna il telecomando di essere il primo utilizzatore. La prima struttura ricettiva del Friuli ad adottarla è la Dimoret di Udine. Chissà quante volte andando magari in albergo vi siete trovati ad impugnare un telecomando e a chiedervi se fosse stato igienizzato, chissà quante persone l'hanno tenuto in mano prima. E da una riflessione di questo tipo è nata un'interessante soluzione che è stata brevettata e certificata proprio qui in Friuli. Questa idea nasce in tempi non sospetti di Covid nel 2014, quando insieme a degli amici che oggi sono cotitolari con me di questo brevetto Igicov, di questa soluzione innovativa, viaggiando parecchio abbiamo sempre diffidato dall'igiene dei telecomandi che vengono passati di mano in mano e quindi dove vengono veicolati virus, batteri e agenti patogeni. Siamo arrivati a una soluzione innovativa, una soluzione che è stata certificata a prova della sua sterilità e aseticità, che dà la sicurezza totale all'utilizzatore appunto del dispositivo, che sta utilizzando lo strumento in modo perfettamente sicuro. La soluzione che avete ideato in che cosa differisce rispetto alle cover che siamo abituati a vedere in commercio? Sta nel fatto di poter identificare in modo inequivocabile il primo utilizzo da parte dell'utilizzatore. La nostra soluzione funziona in questo modo. Una volta che il dispositivo, il telecomando è inserito al suo interno, il cliente, in questo caso delle strutture ricettive, arriverà in albergo, non farà altro che, seguendo le istruzioni che sono riportate sul retro, eliminare la sua custodia protettiva ed ecco che in questo momento io sto utilizzando il telecomando in modo perfettamente sicuro e perfettamente igienico, perché nessuno può aver toccato questa superficie prima di me. Questa soluzione è stata brevettata da una società che è stata costituita a Pordenone, quindi in Friuli. La prima persona che ha saputo cogliere questa soluzione innovativa è il signor Marini Edoardo dell'hotel La Dimoret. Queste nostre cover igieniche monouso possono essere utilizzate anche per altre apparecchiature, perché sono personalizzabili, e ovviamente non solo nelle strutture ricettive, ma anche nelle strutture sanitarie, nei B&B, nella grande distribuzione, nelle navi da crociera e tutte le altre strutture dove vengono utilizzati dispositivi ad uso comune. E per il momento è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi ricordo l'appuntamento con l'informazione su Telefriuli questa sera alle 19. Buon pomeriggio.